Sono fresche. Cosa fai? Vuoi di queste? Puoi provare? Tieni. Come sono? Beh, non c'è male. Sei bello. Mi piace tutto quello che fai. Oh. Sei bello. Ambarbaci ciccocò, tre civette sul comò. Ambarbaci ciccocò, tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottor. Ambarbaci ciccocò, tre civette sul comò. Ambarbaci ciccocò, tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia. Ambarbaci ciccocò, tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Stiamo preparando un dibattito sul piano regolatore. Non riusciamo a trovare una sala. Adesso con le elezioni sono tutte prese. Ci vuole una denuncia molto violenta. Li denunceremo sul nostro giornale. Abbiamo bisogno di qualcuno che sostituisca Ventimiglia. Chi è Ventimiglia? Il direttore della nostra rivista. Denunciato. Arrestato. Chiuso in prigione che aspetta il processo. Noi veramente pensavamo che lei... Ci vuole uno che sia iscritto all'albo dei pubblicisti. Ma non dicevate che sono soltanto un revisionista? In questo momento è molto importante unirsi. Come? Unirsi. Buongiorno. Buongiorno.
Quando eravamo piccoli, i miei cugini e io partivamo di qui col mulo, facevamo tutta la passeggiata fin laggiù e andavamo a farci il bagno. Chi l'ha costruito questa casa? Questa villa l'ha costruita Marianna, si chiamava, che fu la nonna della nonna della nonna della nonna della nonna di mia nonna. E lei lassù? Sì, e pare che era una che ogni volta che vedeva un ragazzotto bello se lo prendeva, lo faceva venire in casa e poi faceva costruire una statua sul cornicione. Vedi tutti quelli là? Sono i suoi ex amanti. Senti, io ti volevo dire una cosa. Dilla. Ti piacerebbe che diventassi uno scrittore? Mi piacerebbe, sì. Te l'ho detto io. Beh, così non riuscirò mai a scrivere. Così come? Così, facendo tutti i momenti l'amore con te. Ma gli altri scrittori come fanno? Gli altri scrittori. Che cosa vuoi che ne sappia? D'Annunzio, per esempio, aveva un sacco di donne. Ah, D'Annunzio. Secondo me D'Annunzio si amministrava molto bene. Guarda che se non vuoi non lo faccio, non ci tengo mica. Ma no, voglio che tu diventa scrittore. Devi farlo. Ma perché poi? Devi diventare qualcuno. Potrei continuare a fare giornalista come facevo prima. No, voglio che tu scrivi il romanzo. Però, d'ora in poi, bisogna che cambiamo tutto. Cioè? Finché non è finito il romanzo, non facciamo più l'amore. Ma non ti secca? L'importante è che tu faccia un bel libro, no? No. Solo quando mi avrai letto il romanzo. Pam, 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 pam. Bagherin, bagherin, Uffa! Angelo! Spegni quella radio! Ah, Gaetanino? Quanto costa che il concime di Catania? È roba buona? Se ce lo metto nella testa a mio figlio, quello diventa subito avvocato. Non ti scemate, Gaetanino. Dimmi del concime. Se me lo mettessi in testa, anch'io farei le foglie. Va bene, ma quanto costa? Roba di poco. A quanto? Per i limoni occorrono 40 sacchi. Gaetanino, puoi dire a tuo figlio di spegnere quella radio? Mi fa venire il nervoso. Ah.
sto correggendo un articolo, lasciami lavorare. Me ne frego dell'articolo, ci sei stato dal padrone di casa? Devo consegnarlo fra un'ora. Ci sei stato o no? No, non ci sono stato, vacci tu. No che non ci vado, mi sono stufata di fare sempre le cose sgradevoli, vacci te. Ma non fare la cretina. Cretino sarai te, sempre con questo cesso di articoli del cavolo e questa musica rompiscatole. Sei impazzita, eh? Vieni qua. Sei impazzita? Sei impazzita? Voi vi muovete a livello delle sovrastrutture, in quanto tali non ci interessate. L'unica cosa che potete fare qui, voi. Voi? Voi chi? Voi intellettuali. L'unica cosa che voi potete fare qui è quella di darci una mano sul piano della pubblicità. Ci servirebbe un articolo sul piano regolatore di Bagheria. Non scrivo più per il giornale. Qui, in questo nostro paese, è l'unica cosa buona che voi potete fare. Ma non faccio più il giornalista, devo scrivere il mio libro. Non è ancora venuto il momento di scrivere libri, caro Pataneo. Dov'è tuo padre? Ah, eccolo. Gaetanino, mi dovresti fare un favore. Domani c'ho gente. Dovresti ammazzare il maiale. Il maiale su portaro. Ma chi? Un carnizzere. L'hai venduto? Eh sì, come volessi scienza. Ti avevo detto di non venderlo. I soldi dove sono? Non mi pagò carnizzere. Però un mese. Gaetanino, prima di fare cose di testa tua, chiedimelo per piacere. L'altro maiale? È piccerino, ancora va a crescere. Va bene, ammazzi quello. Domani ci ospiti. Ma è piccerino. Fai come ti dico. Come crede scienza? Già finisce di fare un scemonito e te ne vai da rinza. Che profumo di gelsomino. Quando ero ragazzo mi dilettavo di poesia. Ho scritto una poesia sui gelsomini di casa mia. Cominciava così. O gelsomino al capino infelice, tu mi ricordi le gioie del desco, avito e i miei fanciulleschi dolori. Poi? La mia casa era una casa povera, senza intonaco. I gelsomini appartenevano alla casa di fianco, quella dei nostri padroni. Mia madre, con le sue sante dita, raccoglieva un ciuffetto di quei fiori per me. Non facciamo sentimentalismi. Che cosa vogliono i miei parenti da me? Niente. Come niente, scusi. Qualcosa vogliono. Vogliono comprare il vostro agrumeto, Patanè. Una proposta onorevole. Da parente a parente. Da parente a parente. Da parente a parente. Con la mediazione di un uomo potente e importante come lei. Volete dire mafioso? Un momento. Non ho detto mafioso, ho detto potente. Forte, importante, come lei. La mafia non esiste, Pataneo mio. Voi siete stato all'estero, in Alta Italia. In tutto questo tempo avete dimenticato la terra vostra. Sono cose del secolo passato. 2 mesi fa hanno ammazzato a Bagheria 2 sindacalisti. Allora chi è stato? Quelli sono uomini politici. Quelli si accazzano e acciacchete e ne esce fuori un morto. Il morto. E perché vogliono comprare la terra? Per proteggerla, arricchirla, mia rosa di maggio fiorita. Che stiamo facendo? Non è questione di volontà, caro amico. Voi siete dolce, induscioso, siete un agricoltore moderno, un uomo che conosce la nostra amata terra e i suoi bei frutti. Ma vi manca qualcosa di prezioso, vi manca il sangue. Sangue? L'oro, quel vil metallo che fa fiorire le pietre e fogliare il vento. Allora, Malenza, può dire a quegli strozzini dei miei parenti che io la terra non la vendo. Un letterato fino, un carpentiere dell'animo come voi. Ma non dica puttanate, per favore, Malenza. Dove l'ha imparato vostro marito un linguaggio così volgare? Si vede che non abitate più la Ginacchia, avete perduto i bei modi, parlate come un continentale senza poesia. Angelo, spegni quella radio. È insopportabile.
Il pesce era pessimo. E poi non era maiale. Avevo chiesto il maiale a tuo padre. Dov'è? Oddio. Che significa? Ma se ieri stava benissimo. E poi perché non me l'avete fatto vedere? Dov'è? Spero di svegliarmi presto, la 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 la. Spero di svegliarmi presto. Quanto dura la bellezza? Lo spazio di un mattino. Poi appassisce, viene la morte vestita di violetta. Non è per i limoni. Cosa? La mia famiglia vuole la terra per costruire. Mai. Qui è la natura e qui deve restare. Con un guardiano come quello, Quale guardiano? il piano regolatore, dolce farfalla parigina. Qui è vincolato. Cosa significa vincolato, Silvio? Significa che i rappresentanti del popolo curano gli interessi della collettività. Vuol dire, per il bene della comunità, si decide di contenere le costruzioni. Vuol dire che i più forti e i più prepotenti fanno i comodi loro sulla testa dei più deboli. Il continente l'ha fatto diventare pessimista. Voi vedete il male dove non c'è. Volete vedere come si ammazza un limone? E prima di lui? Dai, smettila! E prima? Uno biondo! Chi era? Quanti anni aveva? 22! Lo faceva bene! Lo faceva bene l'amore? Rispondi! Sì, benissimo! E tu come ti chiami? Belle rosce, da ficcarsi. E il maiale? Senti, Leda, il maiale è morto. Ma lo stanno avanzando! Gaetanino ha detto che il maiale è morto? E il maiale è morto. Ma... Se non gli credi, gli fai un affronto. Vai. Se ti dà fastidio puoi rimettere la musica più alta e basta.
Angelo! Papà, papuccio, papocchio. Ti faccio la tua favorita filastrocca. Ambarabacci ciccocco, 3 civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Guarda, vieni a vedere. Vieni a vedere, guarda, vieni. Cos'è? Facciamo l'amore. Abbiamo deciso di no. E chi se ne frega? No, basta. Dopo mi dici che non ce la fai a scrivere. Antonio, mi puoi dare una ricetta? Sì, signora. Va bene, allora quando hai finito con mio marito, vieni di là da me. Va benissimo. Antonio, ma tu li sai fare i ricci alle donne? Sì, e come no? Sai fare un sacco di cose. Ma mi raccomando, falla bella, eh? Sì, sì. Basta, grazie. Silvio? Ma lo sai che stai bene? Ti prego, domani mi farai il piacere di mandar via il barbiere. Andare via il barbiere? Ma cosa ti ha fatto? Niente, non vorrei più vedere quell'uomo qui. Ma cosa è successo? Scusa. Niente, non lo voglio più vedere, ecco. Mi ha mancato di rispetto. Ma come ti è mancato di rispetto? Che cosa ti ha fatto? Lo mandi via sì o no? Ma mi devi dire che cosa ti ha fatto? Mi ha toccata. Ma ti ha toccata senza volerlo. Ti prego. Era un... Come ti ha toccata? Mi ha toccata. Vieni qua. Oh no. Vieni qua, fammi vedere come ha fatto. Se non mi fai vedere come ha fatto, sono sicuro che non è colpa sua. Siediti. È assurdo. Siediti qua. Vabbè, io sono il barbiere, ti sto facendo i capelli. Qua, così. Ti ha toccata lì? Qui? Sì. Vabbè. Mentre ti sta facendo i capelli, per forza, no? Ma l'ha fatta apposta. Figurati. Era un contatto voluto. Beh, c'è contatto e contatto. Vuoi dire che era eccitato? Sì. Eccitato? Sì. Non mi importa un fico secco. Ma non è che non mi porta un fico secco, scusa. Ma sei una bella donna, chiunque al posto suo. Insomma, lo mandi via sì o no? Non lo posso mandare via, Leda. Con quale scusa? Ma perché ti ha toccata? Digli che partiamo, non lo so. Ma lo sanno tutti che restiamo qui. Ma che ci importa? L'importante è che io non lo veda più. Ma non è possibile. E allora come faccio io a farmi la barba? Non so farmi la barba. Impari. Su. Ma dai, su. È un pover'uomo che si guadagna la vita Che così. pover'uomo. C'è Un un uomo sacco di orribile. figli, è un disgraziato. Disgustoso.
truce. Ma no, sono scemenze. Insomma, E poi, non mi vuoi fare questo piacere. no, non ne vedo il motivo, ecco. Va bene. Ma va su, dai, fai finta di niente, no? Dai, su. Quindi tu vuoi che io mi nasconda in casa mia quando lui viene? È questo? Ti nascondi in casa tua quando lui viene, non ti fai vedere e basta. D'accordo. Ma guarda che tipo. Leda! Leda! Per secoli i suoi antenati hanno vissuto in questa villa, sfruttando il lavoro dei contadini di bagheria. Ma guarda che io non c'entro niente con i miei teneri. È molto bella. Sì, è bella, ma sta cascando a pezzi. È giusto che sia così. La bellezza non serve a niente. Serve la bellezza? Ma forse sì, no? La bellezza è sempre legata allo sfruttamento e all'ingiustizia. Allora accetti? Sì, io accetto, ma... C'è sempre un ma per i borghesi. D'accordo, io accetto, ma dopo che ho finito il mio libro. Quando? Non so, tra 2 o 3 mesi. Troppo tardi. Siediti. Quanto vanno i limoni al quintale? Prezzo di mercato, secondo come va. E come va il mercato quest'anno? Malamente. I limoni sono streminzetelle. Va bene, grazie. Dì un po', Gaetanino. Ti volevo dire una cosa. Tu, figlio, perché non lo mandi a scuola? Non ci vuole ieri. Ma non ha una fidanzata? È piccerino ancora. Gaetanino, voi lo dovete guardare vostro figlio, perché fa una vita da stupido. Che vuole dire Voscenza? Sempre quella radio accesa, coi amici, non mi piace. Voscenza non ci pensi che a mio figlio ci penso io. Non è cosa di Voscenza. Ah, Gaetanino, e il barbiere, vai a aprire tu. E poi vai a avvertire il signor Silvio. Grazie. E tu, scemunito, vai a chiamare a Don Silvio e dici che c'ho un barbiere. Cioccolatini chip al Gardol. Un cioccolatino? Sì, ma che sia chip. Chip, chip, chip. Cioccolatinizzateli. Fidanzati, mariti, non dimenticate. Cioccolatini. Cosa vuoi? Arrivò Antonio. Chip, chip. Digli che vengo subito. Prendete i paperini. Pillole perfette contro la stitichezza. Digli che vengo subito. Nel cuore della tua Senti, casa, vieni qua un momento. la sicurezza, boom. Scusa, E la strage... mi sbaglio? A te e a tuo padre Antonio vi è antipatico. Brutta assai, Ma non mi sarà mica antipatico perché è brutto. Ci sarà un altro motivo. Ah, va, mano lunga. Vuoi dire che ruba? Allora? La femmina ce l'ha qua. Ma dietro alle donne? Qua ce l'ha. Va bene. Pulisci un po' qua che io vado a farmi la barba. Don't you remember?
Antonio, quanti figli hai? 5. E ti piacciono le donne? Sei un donnaiolo? La tua moglie non è gelosa? Tutti i femmine sono sospettose, Voscenza. Perciò la tradisci? Queste sono fatte me. Hai ragione. Anche Parrino e Figuerazza aveva sua femmina. Solo che qua le femmine sono un'antica sospettosa. Meglio imparare. Qui delle divertite passioni per miracolo tace la guerra. Qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza. Ed è l'odore dei limoni. Cos'è? Una poesia di Montale. Lo sai che hanno fatto di nuovo deviare l'acqua? Quando? Hanno rotto un'altra volta la tubatura. Possono rompere quello che vogliono, tanto io non vendo. Dobbiamo comprare un altro pezzo di tubo. Ecco, comprare. Pieni di debiti e non facciamo altro che comprare. Beh, sai, il mese prossimo c'è la raccolta e incasseremo. Qua si vive di limoni. Io non sono tagliato per fare l'agricoltore, ma quegli strozzini dei miei parenti, quanto è vero Dio, non gliela do mica vinta. Dunque, 3 raccolte all'anno a 1.600 al quintale ce la dovremmo poter fare. E così tu rinunci al giornale e ti dedichi al libro. Ma al giornale ci ho già rinunciato e poi non ci tornerei mai da quello stronzo del direttore. Bisogna aumentare la paga di Gaetanino. Pure. Ma con quali soldi, scusa? Dovremmo vendere a qualcuno che non sia la zia. Qui bisogna stare ai prezzi che fa lei. Certo. Capirai. Invece di romperci la tubatura ci fa distruggere tutto il sistema di irrigazione. Perché ce l'hanno tanto con te, i tuoi parenti? Ce l'hanno con me. Perché sono andato via da casa. Perché sono diventato giornalista. Perché non la penso come loro. Perché li disprezzo. Perché li odio. Perché mi fanno schifo. Allora hanno ragione. Hanno ragione sì. Ma c'ho ragione anch'io. Usciamo? Muoviti! When I think of you, I go crazy and nearly die. Think of things you do, and I don't know the reason why. But when I realize and see you cry, I know when I'm sure that your love for me is for me alone, and will help with my married life.
è diventato preponderante l'interesse degli speculatori per un altro motivo, perché si è scoperto che rende di più un edile sfruttato che lavora 8 ore, 9 ore al giorno, 10 ore al giorno, di quanto non rende un bracciante in campagna. Da quel momento in poi inizia quello che noi diciamo la battaglia del cemento a Bagheria, inizia la politica del partito del cemento armato, perché a Palermo è difficile costruire, perché la mafia delle aree a Palermo spara più facilmente della mafia di Bagheria. Noi abbiamo bisogno, attorno a questi temi importanti, di raggruppare tutte le forze disponibili. Noi diciamo che queste forze disponibili sono gli edili, gli abitanti di quartieri popolari, i giovani, i braccianti e gli intellettuali di avanguardia. Dato che sono un edile, vedo delle strade che sono tracciate che fanno schifo, strade nuove che non sono gitte e che fanno venire veramente alla pena, come il quartiere di Rione Cogliatore, come il quartiere di Rione Butera e tanti altri quartieri di Bagheria. Se si parla di piano regolatore si fermeranno sul momento molti lavori, ma si va avanti nel lavoro anche lavorando abusivamente, come faccio io personalmente in questo periodo, perché un ingegnere qualsiasi mi ha detto che se vuoi andare avanti a lavorare metti sempre ripartizione a 25 centimetri in ogni solaio e chiunque viene a controllare è sempre bene. E così si lavora, se no non si potrebbe lavorare. Nella zona di via Consolare, guarda sapete qual è, su 4.500 abitanti che attualmente ci abitano, 2.316 sono da spollare, cioè 2.316 persone non ci dovrebbero stare in quel quartiere perché i vani abitabili non sono sufficienti ad accoglierli. Nella zona di via Palagonia, su 2.200 gli abitanti da spollare sono 1.180, più del 50%. Nella zona Moltillaro Matrice, su 4.140 sono 1.000 quelli che dovrebbero andarsene. E nella zona Sepolcro Collegio, su 3.519 gli abitanti da spollare sono 1.100 circa. E il costo di esproprio di questa area è stato di 2.500 lire al metro quadrato. Naturalmente un costo così basso doveva avere una contropartita e questa contropartita è stata data con interessi abbastanza grandi, cioè il comune di Bagheria ha avuto quest'area con un prezzo di favore e in compenso ha lottizzato tutta la zona circostante, così noi vediamo che sempre in esproprio, cioè con un costo inferiore al prezzo normale per costruire le case, dal 56 al 69, cioè dalla costruzione della scuola media Ciroscian fino alla costruzione della palestra Ciroscian, si è avuto un incremento di valore delle aree dell'800%. Due pacchi di sale fino, per piacere. Sì, signora. Quant'è? 16.000. 16.000, 2 pacchi di sale fino? C'è il conto degli altri giorni. Ma che conto? Lei non è la signora della villa? Sì? È venuto Angelo. Cosa ha preso? Sigarette, tabacco, cioccolata. Sì, fuma tanto, troppo fuma. Va bene, io pago questo, poi mio marito passerà per il resto. Vacanza felice, gelati sul bar, canzoni sul mare, nel caldo cantare, lontano mondo Coscienza, Trasis. Angelo, di che stasera? È un onore in casa mia.
Sassetas. Tresis. Vuole un bicchierino? Un poco di latte? Angelo, muoviti, dai. Fai settare la signora. Dai. Pigliata, dai, muoviti. Pigliata, no, chi sta? Piglia che è nuova, muoviti. Dai. Sassetas, quale nuova? Sassetas. Questo è mio frate, scusasse, è malato, un barra. Bevisi, bevisi. È roba buona, fresca. Coscienza ci fa schifo mangiare mio, non lo sente. a roba mia. Non lo sente. Coscienza cercava mia. No, cercavo Angelo. Ma vedremo un'altra volta. Devo andare, che mio marito mi aspetta. Grazie. Bacio le mani. Arrivederci. Bagheria, bagheria, bagheria. Se ambienta il mio libro a bagheria. Nel mio libro a bagheria dovrò pur metterci qualcosa di questo paese del cavolo. Bagheria, 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 bagheria. Oggi mi sento svuotato. Ho già scritto più di 20 pagine. Sei contento? Sono contento. Sono felice. Felice! Si vede. Ti brillano gli occhi. Mi brillano Sì? gli occhi. Sì. Così dovevano brillare gli occhi a tanti artisti quando erano nel pieno della loro opera. Sono contenta. Mi devi perdonare perché penso solo a me. Guarda, all'inizio non ero sicuro, ma adesso sono sicuro di scrivere il libro più bello del mondo. Bellissimo! Sono contenta. Ah, che E di felicità. cosa parla il tuo romanzo? Parlo di te e di me? Di noi due. Sì, E cosa racconti di noi? racconto di come ci siamo conosciuti, del nostro amore. E indovina di che? Della mia gelosia nei riguardi del tuo primo marito. Ah, allora è un romanzo d'amore. È un romanzo d'amore. È un romanzo d'amore. Perché non facciamo l'amore qui? No, abbiamo deciso di no. Su, ti amo. E poi non qui. Ti prego. Ti prego. Mm. Dopo il libro.
C'è sempre un ma per i borghesi. C'è sempre un ma per i borghesi. C'è sempre un ma per i borghesi. Non è ancora arrivato il momento di scrivere libri, caro Pataneo. Stronzi. Cosa volevano da me quei 3 rompiscatole? Dice che hanno saputo che ti vogliono far vendere a tutti i costi l'agrumetto e che tu non devi cedere. Ma lo saprò io cosa devo fare! Lo saprò io cosa devo fare! E cosa farai? Perché l'hai sposato? Perché mi piaceva. Se ti piaceva, perché non sei rimasta con lui, scusa? Perché non lo amavo abbastanza. Allora vuol dire che ami me? Forse. Come forse? Come forse? Come forse? Ma che fai? Sto cercando i miei pantaloni. In giardino? Mi sono volati dalla finestra. Come va il romanzo? Gotta do my best, but the tip of me just goes
Silvio? Silvio, è pronto! Vieni a mangiare! Ma Silvio! Quegli stronzi dei miei parenti non mi hanno voluto ricevere. Uff. E allora? Vabbè, chi se ne frega. Vogliono che venda per fargli fare la speculazione. Ma io non mi presto. Non sono mica un ladro come loro. Slow me, it's slow me. Do you want to see? Ma chi te l'ha regalata? Chi te l'ha regalata quella radio? Eh? L'anno prossimo andiamo a fare il complesso più famoso di tutta la Sicilia. Ma va, come si chiama? Dolly Brothers. E tu che fai? Canti? Ne andiamo a Palermo, $500,000 a sera. Ammazzala però. E come si chiama il complesso? Come Dolly si chiama? Brothers. Just alone, survive away. Slows me. Com'è? Canta. Oh, Larry's. Oh, wait. Fai una cosa in fretta che ho fame, eh? Va bene, va bene. Va bene, sbrigati. Agli ordini.
Andiamo, Antonio, per favore, su. Sbrigati. Dammi lo specchio. Dammi lo specchio! Guarda che mi hai fatto, imbecille. Você se muovi. Non mi sono mosso per niente, l'hai fatto te, stronzo! Vai a prendere la tua roba e vattene via di qua! Ancora dobbiamo finire. Non la dobbiamo barra. finire niente! Vai! Fuori! Non ti far più vedere! Vegno romani. Allora vegno romani. Non vieni mai più, ti ho detto! Fuori! Sei un incapace! Come vuoi. Imbecille! Cretino che non sei altro! Fuori di qui! Non ti voglio più vedere! Via! Stupido, deficiente! Ho cacciato via Antonio. Come farai per la barba? Mo. Me la farò da solo. Mi taglierò, pazienza. Guarda cosa mi ha fatto. Ti sei disaffettata almeno? Ah sì. È stata una scusa per cacciarlo via. Anche Angelino me l'ha detto prima in macchina. È un tipaccio, un donaiolo, uno che mette sempre le mani addosso alle donne. Avevi ragione tu. Come mai sei vestita così? Beh, per una volta. Ma cosa c'è? Sei arrabbiata? Io? No. Che tipo? Ma che cosa ci trovano le donne in quell'uomo lì? È brutto, giallo, ha la pancia. E poi quella testaccia pelata. Fa schifo. Hai trovato la carta a Palermo? Sì, non proprio quella che volevo, ma va bene. E gli zii? Come? Gli zii? Non mi hanno voluto ricevere. Peggio per loro. Silvio, forse faremo bene di venderli la terra. Che? Non siamo dei buoni agricoltori. Mai. Mai, mai e mai. Bene. Mai. Quegli stronzi. E di faccia com'era? Bianco, con gli occhi celesti come lo smeraldo. Lo smeraldo non è celeste. E il corpo? Lungo, senza peli, Poi? con le spalle grandi, Poi? le ginocchia piccole. Poi? Porco cane.
Finito. Finito, finito. Finito, finito. Finitissimo. Finito. 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 Finito, finito. Dobbiamo averci sopra, e guarda. Gin. Beviamo. Alla fine tu libro. Benissimo. Non c'è mai un bicchiere in casa tua. E dammelo qua. Come faccio io? Sei completamente ubriaca. E te sono genio. Balliamo, va. Senti, No, io ho finito. avevamo detto quando... Hai letto il romanzo? No, veramente abbiamo detto quando io avevo scritto il romanzo. Sì, però me lo devi leggere. Così non è giusto, se no... È così che avevamo detto, no? Tu sei cattiva, sei. Ah, beh, però sei tu che me l'avevi chiesto. Sei molto cattiva. Sì, vabbè, promesso. Io ti leggo il romanzo, se non ti piace. Ma no, io sono sicura che è bellissimo, guarda, sono contenta. Vabbè. Che c'è? Devi venire alla riunione stasera, è importante. Perché? Prepariamo la denuncia contro il sindaco. Allora, vieni. Vengo, ma a che ora è? Fra un'ora, alle 10. Vieni. Alle 10? Sì. Ci vediamo là, eh? Bene. Ciao. Ciao. Ecco fatto. Un bacio perché mi porti fortuna. Così? Come sei superstizioso? Un portafortuna. Vai alla riunione? Sì, vieni con me. No, io vado a dormire, sono stanca. Ciao, buonanotte. Senti. Allora, quest'amore quando lo facciamo? Quando hai finito di copiare e quando tu mi hai letto il romanzo. Non è così che avevamo detto? Va bene. 3 giorni di seguito. Sarà una novità far l'amore con uno scrittore. Mi stai prendendo in giro? No. Buonanotte. Buonanotte. Stile corretto. Sentimento freddo. Personaggi nulli. Verità psicologica scarsa. Conclusione. Fallimento. Leda? Leda?
Leda! Leda? Leda? Non lavori? No. Cosa c'è? Allora? Stanotte ho fatto una scoperta. Che scoperta? Ho scoperto che il mio libro non vale niente. Ma che dici? Non vale proprio niente. Ora sai cosa facciamo? Io vado in camera mia e me lo vieni a leggere. Vieni, siediti qua.
Non importa dire dove e come conobbi mia moglie. Ella aveva circa la mia età e per molti aspetti mi parve che la sua vita assomigliasse alla mia. Amare, oltre a molte altre cose, vuol dire trarre diletto dal guardare e osservare la persona amata. E non soltanto trarre questo diletto dalla contemplazione delle sue bellezze, ma da quella delle sue bruttezze, poche o molte che siano. Finito. Forse hai ragione tu. Non è un romanzo bello. Però non è brutto come dici. È scritto bene. Ma non basta scrivere bene. Non ti dispiace avere per marito uno scrittore fallito? Non ho mai pensato a te come scrittore. E come mi pensavi? Non lo so. Quando si vuol bene non si può dare un giudizio. Anch'io, perché ti amo, non so giudicarti. Quando si ama tutto, anche i difetti. Io ti amo così come sei. Sai forse perché non convinci il tuo romanzo? Perché? Tu parli di me in un modo... Insomma, mi idealizzi troppo. E allora? Allora io penso che fra un po' di tempo, quando mi conoscerai meglio, potrai scrivere di noi due in un modo più convincente. Farai un bellissimo libro, ne sono convinta. Letto, firmato e sottoscritto. Ha visto che bei figli alla Sicilia? Non come per i scroffani che frequenta Vossie. Mi scusasse. Quelli non sono figli del popolo. Quelli sono malerba che avvelenano la nostra terra. Il popolo noi lo capiamo, lo amiamo e lo proteggiamo. Loro ci capiscono e ci intendono. Vero, Angelozzi? Mi dà la penna, per favore. Prego, Pataneo. Mi dispiace veramente per quei bei limoni. Pataneo, chissà chi l'ha bruciate tutte quelle belle piante. La sigla, per favore, Pataneo. Mi dispiace veramente.
Ma è Dio che comanda e noi cristiani obbediamo solamente. Angelo? Dammi quella scatola. No, questo. E adesso che ci faccio con questo pomeriggio? E adesso che ci faccio con queste ed altre sere? Vai a vedere se ha finito con le valigie, Silvio. Silvio, sono contenta di tornare a Roma. Ambarabacci cicocò, tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Ma il dottore se ne andò, ambarabacci cicocò. Via!